L'agricoltura moderna deve produrre sempre di più e meglio, certamente, ma gli agricoltori, soprattutto i nostri agricoltori, per aggredire i mercati, per poter vendere il loro prodotto, devono avere in mano strumenti anche economici. Ecco perché Veneto Agricoltura tutti gli anni, proprio all'inizio dell'anno, presenta i primi dati sull'andamento dell'annata agraria appena conclusa. L'annata 2015 è stata un'annata influenzata in maniera importante dal clima, ci ricordiamo l'estate molto calda e molto siccitosa, quindi questo ha influenzato negativamente le culture estive, quindi parliamo di mais, parliamo di soia e parliamo di bietole. Per contro invece una produzione molto importante di uva, più 20%, e quindi questo ha alimentato e alimenterà prossimamente ovviamente un export che trovano i due poli di Verona col Valpolicella e Soave, altri vini ovviamente, e nel Prosecco un valore molto importante di export. Parlando di export, presumibilmente l'anno 2015 sarà un anno eccezionale, nel senso si toccheranno circa in proiezione 5,7 miliardi. Oltre ai vini ricordiamo appunto l'esportazione di formaggi, in primis grana e asiago. Non buona la situazione per gli allevamenti, quantomeno per gli allevamenti da latte e gli allevamenti da carne rossa. Per il latte, ricordiamo il 2015, dopo 30 anni si è chiusa l'esperienza delle quote latte, quindi anche una iperproduzione, una produzione in crescita a livello europeo, quindi questo ha portato ad una compressione del prezzo del latte che soltanto verso fine anno si è riportata a livelli intorno ai 37 centesimi il litro, livelli appunto che possono permettere una certa redditività o perlomeno non andare in perdita per le aziende. La produzione lorda comunque si è assestata intorno ai 5,7 miliardi di euro, c'è un calo abbastanza costante negli anni, anche nel 2015, di aziende, le aziende sono circa 65.000. C'è un'agricoltura in trasformazione e in particolare arriva 1 miliardo e 200 milioni circa sul programma di sviluppo rurale. Lei, al di là delle opportunità che dà, potrebbe consigliare a qualcuno: vieni in agricoltura, troverai soddisfazione e anche reddito? Sì, sembra strano che in questo sistema, in questo momento anche storico, attualmente un imprenditore, un ragazzo o un signore si metta ad aprire un'azienda agricola o un'azienda in generale, in uno stato che comunque sappiamo quali problemi, soprattutto nella tassazione delle imprese, abbia. Però l'opportunità c'è, noi stiamo mettendo in campo questo nuovo piano di sviluppo rurale che parte da quest'anno fino al 2020 e soprattutto per i giovani che vogliono insediarsi e aprire un'azienda ci sono a disposizione 40.000 euro a fondo perduto. Per giovani io intendo persone che hanno dai 18 ai 40 anni, quindi con questi 40.000 euro chiaramente non risolvono i problemi di un'azienda in generale, ma fanno partire queste nuove realtà. Noi stiamo vivendo, come tanti altri mondi economici, un ricambio generazionale, molti anziani stanno abbandonando le aziende agricole e vogliamo che magari i nipoti, i figli di queste persone, ma anche persone che vogliono avvicinarsi a questo mondo in maniera nuova, con idee nuove, possono avere questi incentivi. Stiamo anche tentando di avere una convenzione con l'ABI e la Banca Europea degli Investimenti per aiutare anche gli investimenti poi che l'imprenditore deve avere nella propria azienda, sia in partenza ma anche di quelle che sono già strutturate.